Ben ritrovati a Tempo Nuovo, ormai siamo nella fase 2, delicatissima fase 2, quindi vi raccomando, indossiamo tutti le mascherine, il distanziamento sociale, ancora non abbiamo vinto la guerra contro il coronavirus, fondamentale questi nostri comportamenti. Fase 2, ci sono tanti problemi nel lockdown, tanti settori sono rimasti fermi e la crisi che ci apprestiamo a vivere è davvero importante. Uno dei settori più colpiti è quello dello spettacolo, dove si moltiplicano gli appelli. Noi ne parliamo e li ringraziamo per aver accettato il nostro invito con il promoter e scrittore Ruggero Pegna. Grazie per essere con noi, con il noto artista e attore reggino Gigi Miseferi e con l'artista Pierluigi Virelli. Parleremo, affronteremo tanti aspetti di questo mondo dove, lo ricordo, lavorano milioni di persone, sono centinaia in questo momento le famiglie che si chiedono che cosa fare, perché è un mondo che vive di eventi e sappiamo bene che al momento tutto è fermo. Però voglio cominciare con un cortometraggio firmato da Pari De Gallo, ed è un cortometraggio che interpreta forse il sentire di ognuno di noi sul Covid-19. Tutti abbiamo sperato che fosse solo un incubo. Vediamo.
offices have been turned into makeshift intensive care units. In Brescia, tents are used to treat the sick, Rome too beefing up its capacity. When he locked down the country, the Prime Minister explained. We live in a system in which we guarantee health and the right of everyone to be cured. Italy's healthcare system is facing a challenge like no other. By its nature, this is an epidemic that spikes quickly and in clusters requiring urgent and expensive treatment for some. So far, the system here has delivered free. So how does Italy's system stack up against America's private, profit-driven healthcare system? First, on capacity. As the crisis hits, the United States has 2.8 hospital beds per thousand people, fewer than Italy's 3.2 beds per thousand people, according to the OECD. Then, once the outbreak begins, there's the question of the response. And here, the more fragmented American model of coordination harder. Of a system in the north of the country that is stretched to its limit. Hospital workers, nurses, doctors, heroes fighting against the Tra sogno e realtà dunque il bel cortometraggio firmato da Pari De Gallo con tante immagini di un periodo storico che mai ci saremmo immaginati di poter vivere, immagini che poi sicuramente saranno riprese, gli artisti racconteranno le tante storie che insomma si sono svolte, le storie di coraggio, le storie di chi ce l'ha fatta, le storie delle battaglie contro il Covid. Sicuramente tanti artisti le riprenderanno. Oggi però parliamo della realtà del mondo dello spettacolo. Vi ho presentato prima i nostri ospiti. Ruggero Pegna, vorrei cominciare da te. Tu ti occupi da sempre di grandi eventi, tra l'altro hai scritto una lettera indirizzata al Presidente della Regione Calabria lamentando e illustrando anche le gravi difficoltà del mondo dello spettacolo. Hai avuto risposte? Allora, buongiorno innanzitutto a te e a chi segue questo programma. Il mondo dello spettacolo dal vivo ovviamente è uno di quelli che soffrono maggiormente delle misure anticontagio. Noi mettiamo insieme, aggreghiamo e soprattutto in molti casi aggreghiamo veramente tanta gente, migliaia di persone nei palasport, negli stadi, nelle piazze. E una delle caratteristiche dello spettacolo dal vivo è proprio quella di far stare vicino le persone, perché il clima di festa, questa grande cornice di pubblico, poi di fatto è lo spettacolo nello spettacolo. Però, attenzione, questa formula classica di effettuazione degli spettacoli non è necessariamente l'unica, per cui io mi auguro che a breve arrivino delle misure provvisorie in una sorta di fase preliminare che possano consentirci comunque di riprendere, almeno anche in regioni dove il contagio è stato di gran lunga inferiore rispetto a altre aree d'Italia, di riprendere alcune tipologie di eventi dal vivo. Io stesso, da socio fondatore, anche 3 volte dirigente nazionale di Assomusica,
C'è qualche problema? Abbiamo perso Ruggero Pegna, lo recuperiamo subito. Eccoti, ti rivedo. Ti avevamo perso un attimo nella diretta. Dicevi? Sì, perché purtroppo qui, essendo in ufficio, i telefoni, nonostante tutto, ogni tanto le telefonate arrivano. Allora, stavo dicendo, da membro anche di Assomusica, quindi di cui sono stato socio fondatore, dicevo anche 3 volte dirigente nazionale, oggi sono anche nel consigliere supplente del Consiglio dei Propri Viri. Allora, come Assomusica, Associazione Nazionale Produttori e Organizzatori Spettacoli dal Vivo, che raccoglie tutte le principali figure a livello nazionale del settore, stiamo monitorando con web conference continue, l'ultima è proprio di ieri, la prossima sarà di venerdì, stiamo seguendo tutto quello che viene pensato a livello governativo. Devo dire che nel decreto liquidità c'è una certa attenzione a tutti i tipi di imprese, compreso la nostra. Noi ci attendiamo ora dal prossimo decreto degli interventi specifici per il mondo dello spettacolo dal vivo, anche si sta parlando per esempio di sostegni a fondo perduto, si sta... E ci arriveremo, però Ruggero, scusami, non hai risposto alla mia domanda. La Presidente della Regione ha risposto alla tua lettera o no? Volevo fare un attimo una premessa più generale, perché purtroppo il caso Calabria si cala in un contesto che è nazionale, non può essere indipendente dal resto, per cui è una situazione che non solo nazionale e internazionale. Andiamo al problema Calabria, a quello che tu fai, alle situazioni a cui fai riferimento. Allora, nella lettera noi operatori dello spettacolo che abbiamo vinto bandi della regione negli ultimi anni, stiamo in particolare chiedendo che si possa procedere ai saldi delle annualità già realizzate e rendicontate. I progetti che sono stati finanziati negli anni sono stati tantissimi, per cui si è creato un accumulo anche di lavoro per i funzionari dei vari uffici. Il pagamento a rendicontazione significa che festival per festival alcuni funzionari debbano controllare ogni fattura, pagamento, incrocio. Quindi hanno risposto o no? Scusami. Allora, la risposta al momento non c'è stata. Ovviamente dobbiamo anche considerare che stiamo parlando di un'amministrazione regionale che si è insediata da poco e che ha subito dovuto affrontare il tema principale, che è quello sanitario. Certo, ovviamente. allora a queste richieste, perché noi dobbiamo capire anche far capire quali sono le reali difficoltà di un mondo che è fatto da tante figure professionali, no? Te le sintetizzo subito. Allora, necessità di ricevere al più presto i saldi, anche attraverso un meccanismo di autodichiarazione, visto che si tratta di eventi effettuati e rendicontati. Annualità parlo 2017, 2018, 2019. C'è anche un'annualità che è quella dello scorso anno, per la quale è stata pubblicata una graduatoria provvisoria. È necessario che al più presto si passi a quella definitiva, quindi alla firma delle convenzioni, e a fare in modo che le varie imprese, associazioni e quant'altro possano ottenere sin da subito gli acconti previsti del 70% sugli importi a contributo. Poi, altra cosa importante, attendiamo, soprattutto quelli della fascia dei grandi festival internazionali, nella quale c'è per esempio il mio festival Fatti di Musica, attendiamo che venga anche pubblicata la nuova edizione, cioè un bando per il 2020. Le nostre attività non si possono fermare, le nostre società non si possono fermare. Certo, allora le nostre attività non si possono fermare, mi sembra una constatazione importante, no? Perché bisogna ridisegnare il futuro e non lo potete fare da soli, c'è bisogno delle istituzioni. Ruggero, ci ritorniamo da te. Gigi Miseferi, tu tra l'altro hai lanciato anche un'app, no? Perché così come diceva prima Ruggero, state anche pensando di rimodulare il vostro lavoro. Ti chiedo, è un tentativo di rispondere alla crisi? Allora, intanto un saluto a voi tutti, a coloro che ci ascoltano, al mio amico Ruggero. Cosa dire? Dico, dalla parte dell'artista in questo momento
a me la frase andrà tutto bene ricorda molto quella di mia madre che con la ciabatta in mano mi diceva vieni qua che non ti faccio niente. Quindi siamo su queste cose. Mi terrorizza il fatto che qualcuno che dovrebbe gestire questa cosa a livello nazionale abbia suggerito che sostituire lo spettacolo teatrale, quindi visto che la gente non può recarsi in teatro, di creare una piattaforma, riprendere gli spettacoli e farla in streaming. Quindi credo che veramente ci siano poche idee molto confuse. Detto questo, mi dicevi di questa domanda. Sì, noi abbiamo fatto quest'app più che altro per ricordare quanto sia al centro della vita di ognuno di noi l'arte, quanto sia bella l'arte, per cui offriamo l'opportunità gratuitamente agli artisti che aderiranno e a chi la scaricherà, cioè da domani, di poter usufruire di questo meraviglioso prodotto che è nato casualmente da 3 calabresi, poi un incontro sul web tra me, Daniele Marino e Giustino Calabrò, quest'app dove tutti gli artisti potranno essere catalogati con le proprie schede. Quando intendo tutti gli artisti non ci fermiamo solo a musicisti, cantanti, comici, attori, ma anche poeti, scultori, writers e chi più ne ha più ne metta, pittori. Quindi per ricordare quanto sia importante l'arte, visto che siamo ai margini della società, saremo gli ultimi a tornare in pista ai nastri di ripartenza, come dico io. Quindi l'app si chiama Mappe Smile, ha solo l'intento di generare buon umore, è gratis per chi la scarica ed è gratuito ovviamente anche per gli artisti che vi aderiranno mandando il loro materiale promozionale. Quindi siamo contenti di aver ricordato che l'arte è fondamentale, perché purtroppo, ti ripeto, noi siamo stati messi un po' ai margini e voglio concludere il mio intervento dicendo che si sta parlando molto di quando riapriranno i teatri, ma io sinceramente da attore vorrei che i teatri venissero aperti pure nel momento in cui la gente sarà tranquilla di poter andare a vedere uno spettacolo, perché siccome è stata fatta anche una campagna proprio di terrorismo psicologico, credo oltre ogni misura, è tutto ovviamente va tenuto sotto controllo, eccetera, però secondo me a tratti si è esagerato, per cui la gente ormai non vede chi sta accanto come il prossimo ma come nemico, quindi non può stare col padrone d'animo che il nemico ti tossisce accanto, ti starnutisce alle spalle, quindi insomma questo è un problema. Poi per noi comici vedere un pubblico con le mascherine non sappiamo neanche se poi la gente ride, diventa tutto difficile. Per cui mi auguro intanto che passi questo maledetto periodo per quanto riguarda il problema del virus e poi di prendere veramente delle misure al di là dell'assistenzialismo, perché per carità ci sta tutto, perché nell'immaginario collettivo tutti gli artisti sono ricchi, non è così come dicevo prima, pure Ruggero, lavorano tantissime famiglie, tanti attori anche dietro, e persone dietro le quinte, per cui speriamo che la situazione ritorni alla normalità e che si possa continuare a fare il nostro mestiere serenamente. Quindi ci cessano magari quando pensano che si potranno riaprire le piazze e i grandi luoghi di aggregazione, che si è parlato solo dei teatri, però chi come me viene dalle feste di piazza e come tanti artisti come me voglio un po' sapere quando sarà possibile poter minimamente pensare a qualche evento con aggregazione appunto in piazza. Certo, tra l'altro se si dovesse fare un bilancio, no, finora il mondo dello spettacolo quanto ha perso e anche in previsione, perché tu lo dicevi, l'estate, le feste di piazza, gli spettacoli all'aperto, sarà un'estate anomala, Gigi? No, io credo, al di là di tutto, credo che sia quasi irrimediabilmente compromessa, perché credo che tarderanno ad arrivare, cioè non ci saranno più i tempi per poter programmare, quindi magari ci saranno degli sgoccioli d'estate, forse a fine agosto, settembre al momento, perché ti ripeto non c'è un riferimento temporale al quale aggrapparsi e poter pensare, sai, programmiamo perché dal 31 luglio si potranno fare gli eventi in piazza, ancora nessuno l'ha detto, per cui se benissimo puoi mettere in piazza. Quindi insomma ci saranno dei problemi anche per l'estate, lo ha detto bene Gigi Miseferi. Sì, è che avevamo un attimo, ti avevamo perso. Ok, spero veramente che ci diano dei riferimenti temporali grazie ai quali si potrà anche programmare qualcosa, dai, lo speriamo. Lo speriamo tutti. Pierluigi Virelli, tu sei reduce dal successo dell'evento social Musica e Coraggio in occasione del 1° maggio, tra l'altro legato anche ad una bella iniziativa di solidarietà. La domanda è: il web può essere una risposta in questo momento e come? Buongiorno a tutti, buongiorno a te, al pubblico, Ruggero e Gigi, ciao ragazzi. Ma guarda, Musica e Coraggio, che ha avuto 2 appuntamenti, 25 aprile e l'1 maggio, non può essere la risposta totale a questa situazione, anche perché le risposte devono venire dai luoghi adeguati, e i luoghi adeguati sono i luoghi decisionali governativi, quindi aspettiamo delle risposte concrete dal ministro Franceschini eventualmente, non da un semplice musicista come me.
Io ho semplicemente come dire, invitato gli amici artisti a partecipare a queste 2 giornate importanti del 25 aprile e l'1 maggio, legandole a una raccolta fondi anche, ma semplicemente per non vivere questi 2 giorni storici importanti per la nostra nazione in maniera in sottotono, insomma. Cioè, quindi vorrei che le cose giustamente fossero ridimensionate alla loro importanza e ai loro luoghi. 25 aprile e 1 maggio non si può stare in silenzio, non si può stare a casa, e quindi ho avuto l'idea di realizzare queste 2 dirette con questi amici. Detto questo, io credo che la situazione che stiamo vivendo in questo momento non sia altro che una situazione che storicamente è molto proviene da anni precedenti. In generale vorrei dire che la situazione italiana per quanto riguarda la regolamentazione in tutti i settori, amministrativo, fiscale, economico, previdenziale degli artisti, è alquanto disastrosa. Se andiamo semplicemente a controllare ciò che accade dai nostri paesi vicini, confinanti, nell'Unione Europea, vediamo che c'è un'organizzazione sostanzialmente molto più efficace e più profonda, anche perché tutti sanno, e lo dovremmo sapere più degli altri noi che viviamo nel bel paese, che proprio per la grande quantità e qualità di opere d'arte che ci circondano, dovremmo e dovrebbero, come dicevo prima, a livello governativo, rendersi conto che questo è un gap, è un buco enorme, che in questo momento di crisi si allarga ancora di più e diventa una voragine, diventa un crack. Il problema è che non siamo mai stati nominati da nessuno in questo periodo, mai nessuno si è degnato, scomodato di dire la parola artisti affiancandolo a un decreto concreto. Nessuno ha pensato che noi potessimo, a parte rallegrare questo momento di lutto planetario e di elaborazione di questa catastrofe, perché stiamo vivendo l'angoscia di qualcosa di invisibile, quindi non è neanche paura quella che proviamo, è angoscia, perché non sappiamo identificare qual è il nemico. Qualcuno ha detto, Pierluigi, forse il problema, e scusami se ti interrompo, è che noi non siamo abituati alla protesta degli artisti. Anche in questo momento, no? Ci sono i documenti, non abbiamo visto gli artisti in piazza perché effettivamente avete un altro modo di guardare al mondo, e parleremo anche di questo modo diverso. Guarda, no? in questo momento ci siamo trovati in una situazione ambivalente, perché voglio dire, abbiamo pensato tutti a ciò che potevamo fare per contribuire a uscire fuori da questa situazione. Certo, quindi perché voi pensate, chiaramente per voi è importante la creatività, e vi fa onore perché riuscite a vedere la luce in fondo al tunnel, siete abituati proprio a ragionare in questo modo. Ti fermo perché abbiamo la pubblicità, ma torniamo subito da voi, restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Seconda parte di Tempo Nuovo, torniamo in diretta, ci stiamo occupando, lo ricordo per chi si fosse in questo momento sintonizzato sulla nostra emittente della crisi del mondo dello spettacolo derivante proprio dal lungo lockdown. Allora, nella prima parte stavamo esaminando intanto i numeri e poi anche l'incertezza dell'estate che si apre, perché l'estate di solito è sinonimo di eventi, di spettacoli, di lavoro per gli artisti. Questa non sarà di certo una estate, insomma, così come lo sono state le altre, sarà un'estate diversa e di conseguenza bisogna fare i conti. Mentre eravamo in pubblicità sul nostro numero WhatsApp sono arrivati anche dei messaggi. Si
si parla di collasso, si parla anche delle altre figure che lavorano agli allestimenti dello spettacolo, che in questo momento vivono un momento davvero di significativa difficoltà. Noi, dicevo prima, non siamo abituati a vedere gli artisti in piazza, anche se in questo momento tante sono le lettere, no, di protesta. Gigi Miseferi, ti vedevo insomma contestare questa cosa, o comunque come se tu volessi aggiungere dell'altro. Sì, intanto saluto Pierluigi. No, dicevo questo, diventa poi tutto deprimente se pensi che chi gestisce la cosa, quindi i vertici, coloro che dovrebbero vigilare, ti rispondono che, sai, forse ci è venuto in mente di fare una piattaforma simile a Netflix, in modo che possiate fare gli spettacoli al chiuso da soli col pubblico a casa che scarica lo spettacolo, guarda in streaming. Allora penso a questo punto che chi ha detto questa cosa qui dovrebbe gestire, non ha mai messo un piede in teatro, perché non puoi venire a chiedere questo a un artista, di snaturare completamente quella che è la meraviglia dello spettacolo live. Io ho la fortuna, oltre a fare teatro, spesso faccio le feste di piazza, vengo dall'università della festa di piazza famosa, sono specializzato in scienze della sopravvivenza. Detto questo, non mi devo dire, però chi fa teatro sa benissimo che la meraviglia è quella, il fatto di farlo dal vivo. Il teatro lo puoi riprendere con tutte le telecamere che vuoi, in HD, in HDD, in 4K, ma se non lo va a vedere dal vivo non respira la stessa cosa. Quindi che mi sento rispondere in questo momento tragico per noi tutti, si potrebbe pensare alla piattaforma streaming, prendo una canna e me ne vado a pesca, voglio dire, cioè, insomma, questo mi fa star male. Poi giustamente la gente non può avere la percezione di come funziona il mondo dello spettacolo, è giusto che sia così, se lo deve solo gustare, perché se no altrimenti non si spiegherebbe il fenomeno di quelli che ti vengono a chiedere sempre i biglietti omaggio, senza sapere che quando uno allestisce uno spettacolo ci sono un botto di spese, e me lo può confermare anche Ruggero che si occupa di produzioni, e quindi praticamente si vede solo la punta dell'iceberg, dietro c'è un lavoro di mesi, quindi non hanno la percezione per questo. Anche quando facciamo gli spettacoli di beneficenza spesso ti vengono a chiedere il biglietto omaggio senza pensare che allora per chi lo facciamo. Quindi detto questo, è una problematica importante e dobbiamo risolvercela noi, a quanto ho capito, perché purtroppo chi dovrebbe gestire ancora non ha le idee chiare. Non ha le idee chiare su questo, insomma, credo concordino sia Ruggero che Pierluigi. Ruggero, che ne pensi di questo art bonus che insomma si sta facendo strada nell'idea del governo? Allora, io vorrei però dare un'articolazione, perché i temi legati allo spettacolo sono molteplici, e credo che al di là di questi interventi che sono provvisori e che devono cercare di alleggerire economicamente la problematica finanziaria delle varie componenti, che siano gli operatori dello spettacolo con partita IVA, a cui sono state date 600 euro, poi aumentate, le imprese stesse, le associazioni, il FUS che sarà dato nonostante magari non siano state portate a termine tutte le programmazioni. Allora, al di là di ogni aspetto economico, io vorrei soffermarmi invece sulla possibilità di tornare a programmare e a lavorare. Allora, come Assomusiche, lo ribadisco, stiamo tampinando, siamo praticamente giorno per giorno in contatto con le figure del governo che devono aiutarci a sbloccare nelle varie fasi la possibilità di realizzare degli eventi. Voglio aggiornare su questo, che mi sembra quali sono le proposte? Perché ci sembra anche importante far capire gli scenari che si aprono, allora, Ruggero. I grandissimi eventi, tipo c'era un tour di Ultimo ora a giugno con 2 milioni circa di biglietti venduti. Stiamo parlando di numero 2 milioni di biglietti venduti. Allora, questi grandi tour, Vasco Rossi, tutti gli altri tour, ormai se ne vanno direttamente al 2021. Peraltro è passato un decreto legge per cui non ci saranno rimborsi dei biglietti, ma soltanto la sostituzione con dei voucher, per cui lo spettatore che era già in possesso di questi biglietti avrà la possibilità con un buono poi di vedere un altro spettacolo, casomai non avesse la possibilità o se lo spettacolo venisse proprio del tutto eventualmente annullato. Per quanto riguarda gli spettacoli di quest'estate, noi confidiamo che con delle misure che poi
somiglierebbero a quelle già in atto. La Calabria ha fatto un decreto per cui i tavoli all'aperto nei ristoranti possono già essere delle attività attuabili, per cui noi immaginiamo che spettacoli con posti a sedere in misura ammissibile, con le capienze e con quelle che sono poi misure di distanziamento, quindi di prevenzione, di precauzione, mascherine e quant'altro, noi su queste puntiamo già per quest'estate. È evidente che gli spettacoli ad ingresso libero in piedi queste, in questa fase, per delle evidenti ragioni, non sono ipotizzabili, quindi dobbiamo cercare di muovere quello che è possibile senza credere che tutto possa tornare come prima nel giro di qualche settimana. Però la Calabria, attenzione, in Calabria si effettuano moltissimi festival in beni culturali, che sono poi quelli che sono stati anche finanziati negli ultimi anni dalla Regione Calabria, e per beni culturali intendiamo piazze storiche, anfiteatri, luoghi che consentono peraltro la sistemazione di posti a sedere e anche l'individuazione di criteri in base Ruggero, ai quali... mi pare di capire che voi non rinuncerete al live per quest'estate ed è una cosa molto molto bella, però chiaramente i numeri... Non rinunceremo ai live che sono compatibili con le misure per le quali stiamo combattendo. Noi abbiamo messo su un comitato tecnico che si sta interfacciando con le figure tecniche anche che relazionano poi al governo, e questo gruppo di lavoro sta cercando di trovare dei punti d'incontro in modo tale che un certo quantitativo di iniziative e di festival storicizzati possono comunque avere luogo. Certo, e lo studio della ripartenza mi convince molto come ipotesi. Ti chiedo però, chiaramente gli ingressi, no, per questi eventi saranno decisamente limitati. Questo avete messo in conto quindi anche un bilancio più risicato rispetto agli anni scorsi, no? Ma allora, noi calabresi dobbiamo essere però un attimo onesti con noi stessi. In Calabria il tutto esaurito è una parola più per la... Allora, ti abbiamo perso nel frattempo che riusciamo a ricollegarci con Ruggero Pegna. Pierluigi, allora, questa idea che stava illustrando Ruggero, che mi sembra un'idea molto importante perché dà comunque la spinta al settore per ripartire, perché adesso c'è anche la paura, bisogna ricostruire la fiducia, no, delle persone per far sì che arrivino agli spettacoli seppure all'aperto. Ti convince o no? Ma guarda, assolutamente, perché a parte perché apprezzo la concretezza e la capacità di Ruggero, ma a parte questo vorrei dire che non sono molto d'accordo con una frase su tutti che purtroppo rimbomba quotidianamente dai telegiornali e dai giornali: non si potrà più tornare a come era prima. E credo che questa cosa sia una cosa anche giusta, come è giusta la natura ciclica delle cose. La vita è fatta di fasi storicamente. Abbiamo vissuto una fase storica, economica, nelle possibilità tecniche che ci ha permesso di fare delle cose. Vorrei dire a tutti quelli che ci ascoltano, ai tecnici, agli artisti, a chiunque, ai governatori soprattutto, per favore di non usare più e di non pensare più che sia possibile tornare a ciò che era prima, anche perché ciò che era prima non è detto che fosse tutto positivo. Questo parte da un'idea che tutto ciò che è avvenuto, nonostante la tragicità di questa situazione storica, di questo cataclisma, di questa pandemia mondiale, ha sicuramente degli elementi positivi che, se venissero adeguatamente presi in considerazione e si facesse una programmazione a lungo termine di un nuovo stile di vita, non solo nell'ambito dell'arte, probabilmente il PIL umano, nel quale includerei prima di tutto come fattore principale la felicità e la condizione alta di vita in base alla qualità di ciò che mangiamo, di l'aria che respiriamo, ad esempio, che mi sembrano due fattori estremamente importanti, potrebbe essere migliore. Cioè, voglio dire, non tentare di illudersi che questo periodo finirà
e come un click torneremo di nuovo ad essere ciò che siamo prima. Non saremo più quelli che eravamo prima, psicologicamente, economicamente e logisticamente. Questa crisi non finirà, come non è finita nessuna crisi economica che si è aperta dal 1930 in poi. Pierluigi, Stiamo però, vivendo delle fasi... seguiamo il tuo ragionamento. Come Aspetta, allora chiudo, rimodulare chiudo. una professione come la tua che ha bisogno del pubblico? Guarda, Ruggero stava ponendo delle questioni molto concrete e molto realistiche, molto realistiche. Si devono progettare luoghi come verranno progettati nuovi mezzi di trasporto affinché la possibilità di stare insieme in grandi numeri non crei nuovamente la pandemia che abbiamo vissuto fino ad ora. Quindi si tratta di, di tecniche e di misure scientifiche tecniche per evitare e protezioni, mascherine, guanti, eccetera, per il primo periodo, ma probabilmente questo periodo durerà molto più a lungo di quanto noi pensiamo. Quindi per questo dico e mi rivolgo a chi sta nella sala dei bottoni, chi occupa le stanze del potere, di pensare in maniera lungimirante e di prendere questa situazione come un'occasione per rimodulare una nuova vita nei confronti dell'arte e di tutti i settori. Quindi quest'estate sono convintissimo, come dice Ruggero, che si potrà partecipare assolutamente, tutti venendo incontro a tutti, si potrà partecipare prendendo le dovute norme di sicurezza. Gigi Miseferi, condividi? Guarda, sì, però vorrei dire la mia, nel senso che lo condivido a metà, nel senso ho notato una traccia di pessimismo in quello che diceva Pierluigi, che mi ricorda molto quella frase che sublima proprio il pessimismo, e dice che la vita è una malattia mortale che si trasmette per via sessuale. Il discorso è questo: tornare indietro non sarà più come prima, spero proprio di no, e me lo auguro, anche perché suppongo si troverà una cura, un vaccino, quello che è, però pensare a un mondo, ecco, io vengo, ripeto, anche dalle feste di piazza, per cui da come diceva lui Pierluigi, non si potrà tornare a quel tipo di aggregazione in piazza in quel modo. Ora no, quindi è inutile. No, aspetta, no, siccome no, però per adesso, però siccome già si parla di una ripartenza dei campionati, eccetera, anche lì se lo si fa, se per un po' di tempo questo non avverrà, bene, però da come mi è sembrato che tu dicessi, cioè non saremmo più come era una volta, no, credo proprio no, anche i mezzi di trasporto, eccetera. Già ho visto le immagini a Napoli che ieri erano accalcati proprio da un vagone dove stanno 100 persone, sono scese 300. Devo dire questo. Quindi certo, per un po' di tempo certe cose non si potranno realizzare, però a questo tempo non sappiamo quanto sarà. Gigi. No, esatto, ma da qui no, intendo il fatto che tu hai detto di riprogettare tutto, anche i mezzi di trasporto. Ti propongo? È meglio pensare a come possiamo comportarci ora e realizzare ora queste cose. Certamente, e non aspettare per carità, affinché tutto passi, è questo che voglio dire, Gigi. Sì, invece di pensare però aspettiamo che tutto ritorni come prima, invece pensiamo che ora le condizioni possibili sono queste e lavoriamo affinché con le condizioni attuali si possano realizzare tutto ciò che è possibile realizzare. Questo decisamente, però bisogna un attimino abbassare questo livello di terrorismo psicologico che è stato creato veramente, cioè abbiamo visto scene assurde. Quindi c'è qualcuno che non si è reso conto di quello che andava a fare, però si è anche esagerato. Io devo dire sinceramente, poi dice il comico, perché io avevo immaginato che tutto andasse per il peggio già a fine gennaio, perché scartando un bacio Perugina mi è uscito l'indirizzo dello Spallanzani, là mi sono preoccupato, ho detto questa cosa succede quanto... No, però giustamente sto soffrendo perché da calabrese mi manca la Salerno-Reggio Calabria, perché di colpo sono passato dalla Salerno-Reggio Calabria alla Salotto Veranda, ragazzi, e quindi questa cosa la stiamo pure soffrendo a livello di mobilità noi calabresi. E poi è un calabrese che gli dici state a casa, ecco, non è una cosa, non ti capisce, quindi voglio dire, non è facile. Gigi, grazie intanto per i sorrisi, no, che ci strappi in questo momento, perché ci vuole davvero anche una visione diversa per affrontare un momento così e tu ce l'hai. No, ti ringrazio, ci tengo a precisare che noi non vogliamo essere irriverenti, perché spesso noi comici veniamo tacciati di essere irriverenti. Lo diceva Oscar Wilde, diceva una cosa bellissima, diceva che l'uomo ha sempre riso, il mondo ha sempre riso delle proprie tragedie, non fosse altro perché è l'unico modo per poterle sopportare, per cui tutto ciò che l'uomo poi ha trattato in maniera seria
e passate inevitabilmente al lato comico delle cose. Ecco, dai, affrontiamola con un sorriso, speriamo di ricordarla più presto con un sorriso in questo momento. Certo, Vai. ma mi piace anche questo confronto, no? Che è un confronto anche tra generazioni diverse di Certo. artisti, tra te e Pierluigi. Ruggero, allora tu stavi dicendo anche di queste proposte importanti che state facendo al governo. Avete trovato anche accoglienza, nel senso che per esempio nel decreto di maggio ci saranno dei punti che saranno accolti e quali? Quindi sarà più chiaro che cosa fare d'estate? Mi sentite? Sì, sì. Oh. Allora, stavo dicendo, dobbiamo razionalizzare. Noi oggi raccogliamo i danni di un fermo che ovviamente non solo ha provocato rinvii e annullamenti, ma che ci ha impedito di chiudere accordi, di programmare eventi da qui a diversi mesi, perlomeno quelli importanti. Giustamente, come diceva Gigi, la Calabria, il sud è molto legato alle feste patronali, quindi agli eventi in piazza estivi. È chiaro che al momento c'è una riduzione, se non per alcune tipologie di eventi, proprio una impossibilità di immaginare a breve una ripresa. Non sarei però pessimista come... Sì, sì, ti vediamo, ogni tanto ti perdiamo, però hai la capacità di riapparire subito. Sarei pessimista come Pierluigi, perché noi pensiamo sicuramente che torneremo alla normalità. Quando io parlo di normalità mi riferisco ad avere la possibilità di organizzare, effettuare eventi con delle normative chiare che siano in linea con quelle che abbiamo avuto fino ad oggi, perché se immaginassimo che tutte le cose cambieranno, allora guardiamo al campionato di calcio di Serie A, guardiamo alle Olimpiadi che sono state rimandate, guardiamo a tutti i grandissimi eventi che hanno spalti che vanno riempiti in ogni posto, per cui dobbiamo confrontarci con quello che accade anche scientificamente. Noi il mondo è convinto che per l'autunno arriverà anche un vaccino, delle cure sono già oggetto di esame anche lì di scienziati e ospedali, quindi sicuramente torneremo a poter fare tutto quello che abbiamo fatto nei modi. Poi il nostro è un settore in cui esistono 1000 tipologie, 1000 situazioni, ognuno si inventa la creatività, non a caso è il termine che si usa di più nel nostro settore, quindi esistono manifestazioni di ogni tipo in luoghi di ogni tipo. L'estate, faccio un esempio, al di là del coronavirus, quando andiamo ad organizzare a volte eventi nei grandi anfiteatri, faccio l'esempio del Teatro dei Ruderi di Cirella o nelle grandi piazze, Piazza Castello a Reggio Calabria o altri spazi, ma mai arriviamo all'esaurimento dei posti disponibili. Proprio questo indipendentemente, perché in Calabria c'è un distanziamento che ancora prima di quello che oggi hanno chiamato sociale, che poi in realtà è un distanziamento fisico, esiste quello economico, per cui quando noi andiamo a programmare eventi a biglietteria, ma raramente raggiungiamo l'esaurimento dei posti disponibili, per cui l'unico accorgimento nel momento in cui avremo le misure chiare sarà quello di dover tenere più distanziate le sedie, ma questo già accade in luoghi... Ok, questo già accade. Ruggero, perché il tempo è sempre un po' tiranno con noi, no? E quindi anche se è una discussione molto interessante, tu hai anche una soluzione pratica, concreta, dal vivo come deve essere lo spettacolo. Dal vivo, dicevi, e con posti distanziati. Mi pare che sia il refreno un po', no? Di questa... Un esempio pratico. Rosalba, un esempio pratico, abbiamo una piazza a Reggio Calabria dove d'estate stiamo effettuando dei grandi eventi, da Paolo Conte, l'estate scorsa Gazzè, Levante e altre, e quella piazza ha un'omologazione per 4.000 posti, in realtà normalmente lì ne sistemiamo 700-800, arrivando a 1.000 è già tanto. Allora è evidente che già normalmente è sottoutilizzata, l'accorgimento di distanziare le sedie non... Certo, quindi tu dici ci sta nei fatti, no? Il distanziamento è nei fatti. Volevo
chiedere a Pierluigi e a Gigi, prima di salutarvi, una ulteriore riflessione, anche perché ci arrivano dei WhatsApp. Purtroppo si insiste sul collasso di questo settore e quindi si chiedono soluzioni, però vi chiedo, questa crisi non può essere anche l'occasione per regolamentare il settore che è sempre un po' disordinato? Pierluigi, vuoi cominciare tu? Ma guarda, è un'idea brillante, non solo regolamentare il settore, ma quello che stavo dicendo prima è che è un'ottima occasione affinché le varie figure professionali di questa filiera entrino in una discussione progettuale di crescita e soprattutto positiva. Quindi confrontarsi e capire quali sono le problematiche di ogni piccolo tassello di questa filiera e creare magari un gruppo di lavoro che possa con più forza mandare dei messaggi ai governatori. Intendo dire, tra tecnici, artisti e organizzatori questa veramente sarebbe un'ottima occasione per creare dei comitati che possano avere una voce molto più netta e chiara per quanto riguarda le problematiche che esistono comunque anche in una normalità. Voglio dire che il lavoro dell'artista e dell'organizzatore e di tutte le professionalità intorno, anche in momenti di normalità nel periodo estivo, sono molto difficili e duri perché ci sono tantissime. Quindi mi piace questa idea che hai lanciato, i comitati affinché un settore abbia voce. Gigi, la condividi? Sì, assolutamente sì, però a questo bisogna aggiungere una cosa, bisogna aggiungere che io vorrei più scout che tenentini di West Point. Mi spiego meglio, nei film western che io vedevo quando ero ragazzo, c'era sempre il tenentino di West Point che era molto teoria, poi c'era lo scout che bastava che odorasse il letame e capiva che gli erano passati, quelli di prima erano passati da 4-5 ore. Il problema è che chi sta ai vertici, ok, quindi non solo i tecnici come giustamente dite voi bisogna mettere, però chi governa ai vertici bisognerebbe mettere, questo vale per tutti i settori politici, gente che si è sporcata le mani e che sa esattamente di ciò che sta parlando, perché molti politici che stanno lì, ok, nelle stanze dei bottoni, non hanno mai vissuto la vita reale, non sanno quali sono i problemi reali. Quindi, torno a ripetere, se qualcuno mi dice di creare lo streaming per gli spettacoli teatrali, non è mai entrato in teatro, questo mi preoccupa. Quindi è inutile che noi creiamo una commissione di tecnici che poi deve relazionarsi con chi prenderà la decisione e coloro che devono prenderla non hanno minimamente l'idea di ciò di chi si sta parlando. Okay. Grazie. Scusa se ti interrompo, Gigi, è un'altra cosa che credo sia importante. Ruggero prima parlava dei grandi eventi. Secondo me bisognerebbe dare un'attenzione in questo caso agli eventi invece che sono medi o piccoli, perché è lì che si crea la problematica più grande. Esattamente, si è parlato di quello, esatto, quelli che sono una mole di lavoro pazzesca. In un momento di crisi, chiaramente, non sono i big a soffrire di più, ma sono quelli più piccoli. Bravo Pierluigi, stavo per dire esattamente. Vedo che il dibattito è molto acceso, no? E mi fa piacere, perché questo è un comparto... E quindi sarebbe anche opportuno che i big non dimenticassero e si sentissero empatici, certo, anche perché essendo una categoria unica. Voglio dire, faccio un esempio banale, mi sembrerebbe interessante e ottimo che in questo momento in cui siamo feriti, e non solo economicamente, mi sembra chiaro, perché non è solo quello il problema principale, anzi probabilmente è quello secondario, perché siamo feriti molto di più nella fiducia e a livello psicologico e creativo. Quindi sarebbe interessante che la categoria si unisse anche virtualmente in questo momento, e quindi dico un nome, che un Big X che potrebbe essere da Gianna Nannini a Vasco Rossi o Zucchero, parlo di quelli che hanno partecipato al 1° maggio, si creasse questa unione trasversale e arrivassero fino a il ricercatore nel paesino che si occupa di quella piccola ma delicata e labile e importantissima cellula sonora, perché se non se ne occupasse lui quella cosa morirebbe, e quindi trasversalmente ci si sentisse uniti in questo abbraccio collettivo, non solo
fatto di oralità, di parole, ma proprio di fatti concreti, e quindi dire qualcuno che ceda qualcosa a qualcun altro. Questa si chiama democrazia, cioè spartire la torta in fette adeguate, perché capisco benissimo quello che dice Ruggero e sono d'accordo. Non bisogna temere per i grandi eventi, soprattutto in un luogo come la Calabria, che è un luogo spopolato, quindi non abbiamo sicuramente problemi di affollamento, anche quando volessimo. Però i piccoli non hanno le risorse dei grandi, quindi quello che voglio dire, non lasciate da soli gli autonomi, non lasciate da soli gli indipendenti, non lasciate da soli le persone, gli artisti che hanno lo stesso valore, non solo perché non producono economicamente cifre a 6 o a 8 zeri, valgono meno, perché il loro lavoro artistico e la loro vita ha lo stesso valore di tutti gli altri. Pierluigi, facciamo rispondere Gigi che ti voleva, perché il tempo, ripeto, è sempre un po' difficoltoso poi avere una conclusione. Gigi, ti vedevo e poi chiudiamo con Ruggero. Sì, grazie per l'assist che ci ha fornito Pierluigi, io volevo arrivare là, dare voce anche a quest'altra realtà, perché poi alla fine stiamo parlando anche di dar voce a ciò che più democratico non esiste, cioè le feste di piazza danno la possibilità a tantissima gente, ragazzi, che non può permettersi il lusso di spendere 35, 40, 45, 50 euro per andare a vedere i grandi concerti, di gustare uno spettacolo gratuitamente. Questo è il discorso, solo questo. Per carità, i grandi eventi è giusto prendere quelle misure, ha detto delle cose assolutamente giuste Ruggero, però bisogna dare voce anche alle altre esperienze. Ecco perché ho detto, io vengo dalle feste di piazza e so che mondo che gira nelle feste di piazza, quante migliaia di artisti ci sono che lavorano con spettacoli pure che costano molto poco, ok? Che però catalizzano l'attenzione di tantissima gente. Mettici pure quello delle bancarelle, quello che vende i panini e la filiera tutta. Sto qua. Allora Ruggero, chiudiamo con te, tu hai raccolto tante anche esigenze, no? Che sono venute fuori in questo dibattito. Salva, ho sentito tutti e ognuno dice cose condivisibili, l'importante è capire però l'argomento del quale parliamo, perché altrimenti andiamo fuori tema. Mi pare che tu oggi abbia voluto discutere di come far ripartire il settore col problema coronavirus. Ovvero, sì, assolutamente, però Ruggero è anche vero che è un comparto in cui ci sono 1000 voci, quindi 1000 esigenze, ed è anche giusto ascoltarle tutte. Tu sei uno che sa ascoltare, quindi insomma i problemi che proponeva Pierluigi erano importanti. Però, Rosalba, se non mi fai finire un discorso è difficile che possa far capire quello che voglio dire. Sì, tu conosci i tempi televisivi, forza. Sì, però allora il dialogo tra le componenti del settore dello spettacolo, artisti, tecnici, organizzatori, produttori, è continuo, perché attraverso le varie associazioni di categoria ci sentiamo continuamente. Proprio la parte degli artisti, se vogliamo, è la parte meno sensibile a contribuire alla soluzione di problematiche, perché poi quando parliamo di artisti dobbiamo capire pure di cosa parliamo. Parliamo di una fascia che magari di figure che non hanno certamente problemi economici, a cui sta bene tutto, perché tra cachet, SIAE, royalties e quant'altro appartengono alla fascia dei ricchi del nostro paese. Poi c'è una fascia di artisti purtroppo che sono tali, magari anche più bravi, ma sono sconosciuti e non hanno mercato. Poi c'è un'altra fascia che lavora nelle piazze, quindi sono problematiche molto diverse, e soprattutto il mondo degli artisti dovrebbe trovare coesione al suo interno, cosa che non ha, e non è un mondo collaborativo, perché di fatto sono interessati spesso, al di là della retorica di facciata quando prendono il microfono in un programma televisivo, sono interessati ai fatti economici che li riguardano personalmente, tant'è che mi pare che c'è Striscia la Notizia che ha sollevato problemi enormi relativi alla maggiore agenzia di spettacolo italiana, però dentro ci sono tantissimi artisti che fanno retorica e nei fatti rimangono lì, al di là delle denunce che... Scusami, dobbiamo chiudere, ti chiedo solo, questa interlocuzione che tu stai avendo con il governo, e chiudiamo quindi con la proposta concreta, è un'interlocuzione che ci fa ben sperare per una estate, non dico normale, ma molto vicino ad essere normale, quindi che potremo poi fruire degli spettacoli all'aperto?
Tu parlavi di regolamentazione, la domanda si è partita con regolamentazione. Allora, questo mondo è fin troppo regolato dal punto di vista tecnico-organizzativo. Ci sono commissioni di vigilanza che stanno lì a guardare il cavo, a guardare il millimetro, a guardare il chilo di peso sulle americane. Allora, la regolamentazione c'è. È successo che un problema specifico, un virus contagioso, ha modificato al momento quelle che sono le modalità di effettuazione. Quindi siamo in attesa di conoscere disposizioni provvisorie, in attesa che tutto si ripristini nel modo normale, perché ripeto, le regole ci sono, le leggi ci sono anche abbastanza complesse, e noi abbiamo studi ingegneristici che fanno sì che di volta in volta, perché non dimentichiamoci che c'è da un lato... Quindi ho capito, ci sono, perdonami se ti interrompo, ma dobbiamo proprio chiudere questa parte. Allora, grazie intanto per la vostra partecipazione, siete stati molto gentili e disponibili con noi e vi ringraziamo, ci avete fatto capire tante cose. Noi ritorneremo poi più in là a collegarci con voi, perché ci piacerebbe dire sì, gli eventi, abbiamo superato questo problema, proviamo a ripartire tutti insieme, e così insomma torniamo a vedere il mondo degli artisti così come lo abbiamo sempre conosciuto, ripartendo con la creatività di sempre. Grazie a tutti voi per essere stati con noi. Andiamo in pubblicità. Grazie. E poi ultima parte di Tempo Nuovo. Grazie a Ruggero Pegna, grazie a Pierluigi Virelli, grazie a Gigi Miseferi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Verrà l'alba un domani e sarà l'alba degli abbracci, perché i nostri piedi ricalpestino il selciato che ci ha portato per anni per strada, a scuola o in villa. Eppure oggi ogni pietra, ogni lampione o panchina del mio viaggio mi manca ed è lontana dalla mia vista. E sarà giorno, quando ritorneremo a calpestare gli angoli di strada e a parcheggiare in un lembo del mio borgo, dove poter scendere e abbracciare le stelle, la luna e il sole, nel mentre stringeremo mani al vento, posando sulle nostre teste gialli fazzoletti di margherite colorate, perché il vento non scompigli anche solo uno dei nostri capelli. Eppure ti guardo, luna, chiara e tonda, ti guardo dietro le finestre del mio tempo, e da lì guardo la piazza e il vuoto che mi assale, nel mentre un vigile che a stento riconosco, nascosto da una mascherina e i guanti, fischia, richiamando l'unico cucciolo di cane che oggi ha preso il posto mio, mentre calpesta quel selciato antico che mi fu amico un tempo. Era il tempo in cui cantavo e ti abbracciavo, era quel tempo in cui posavo petali di rose sulle scale della mia chiesa, era il tempo in cui a testa alta e con la lista in mano ero intento a fare spesa nei supermercati, che oggi abbassano serrande già rigonfie perché l'orario di chiusura muta e muta ancora. Eppure l'alba è lì che aspetta un tempo nuovo in cui la bestia sia lontana, in cui ritorni il vento tra i capelli e le tue guance incontrino le mie nella mia triste piazza stamattina.
ma l'alba è dietro l'angolo. Domani risorge come la Fenice antica, smuovendo ceneri e carbone per dar linfa nuova al mio futuro. Ora il divano è parte del mio giorno, di acqua e di farina e ancor di sale e cibo il corpo mio, come facea la nonna mia. Riscopro la lettura ed il braciere, mentre discuto e dialogo in famiglia e scruto da lontano il cellulare, il mio. Da giorni l'ho posato sulla panca e attendo il mio domani, pensando ai nonni in guerra, la loro guerra, quella vera e non la mia o la nostra, in quarantena. Verrà l'alba, sì, verrà l'alba domani e avrà il sapore di un tuo abbraccio. E ci è piaciuto aprire questa terza parte di Tempo Nuovo con questo messaggio di speranza che continua a dare Antonio Simarco, consigliere delegato alla cultura del comune di Rogliano. Come sapete ha superato il coronavirus, l'ha lasciato come testimonianza in immagini e musica, con questi veramente incoraggiamenti a guardare al futuro migliore. E poi l'ultima nota che vi voglio dire rispetto ad Antonio, che la settimana scorsa ci ha telefonato, è che lui donerà il plasma. Vedo già collegata la dottoressa Costanzo, la dottoressa Simonetta Costanzo. Con lei affronteremo il benessere della mente, ce n'è tanto bisogno. In questa seconda fase, dottoressa, si parla della sindrome della capanna. Che cos'è e come affrontarla? Diciamo innanzitutto che questa seconda fase è una fase molto pericolosa, molto rischiosa, e noi ne dobbiamo essere consapevoli perché ancora il virus è tra noi, e per poter far sì che si risolva questo atroce problema è necessario che si seguano attentamente tutti i consigli sanitari che ci sono stati dati. Poi, Rosalba, devo dirti che sentire la voce di Antonio dopo quello che ha passato, Antonio, un mio carissimo amico, mi ha emozionato tantissimo, perché questo non è solo il video di Antonio, ma è il video di tutta l'umanità. Questo problema che noi abbiamo avuto in questo momento, questo esperimento, diciamo, sociale, e questa aggressività del coronavirus ha colpito tutto il mondo. Noi questo un po' lo dimentichiamo, che tutto il mondo è stato fermo e tutto il mondo sta vivendo con angoscia dei momenti terribili. Quindi, dottoressa, sì, però dimmi. noi in questa seconda fase stiamo assistendo a dei comportamenti differenti tra le persone. C'è chi esce quasi come se nulla fosse accaduto, in una speranza, no? Quasi di dimenticare, e chi invece adotta un comportamento di paura, continua a restare in casa aspettando che tutto finisca. Quale dei due comportamenti è esatto, se è esatto, oppure come affrontare, come insomma limitare l'uno e l'altro, come correggere i due comportamenti?
Sì, nessuno dei due comportamenti è corretto, Rosalba, chiaramente, perché sono i due opposti. Da una parte c'è chi nega completamente quello che è accaduto e invece chi ancora si trova in condizioni di terrore. Io dico sempre che ci dobbiamo affidare alla logica. Perché? Perché le emozioni giocano un ruolo fondamentale, stravolgendo proprio le nostre scelte. Siccome tutto ciò, tutto quello che è accaduto è in qualche modo sostenuto dalla paura, da questa angoscia, diventa difficile mantenere la logica, ma noi dobbiamo ricordarci che il coronavirus è un predatore. Infatti il video è bellissimo quando Antonio dice la bestia si allontana. Il coronavirus è un predatore inarrestabile e pericoloso. E se noi non lo consideriamo così, rischiamo di cadere nell'impulsività e nell'irrazionalità e mettiamo in opera dei comportamenti che possono essere controproducenti e che possono essere, per esempio, il panico da una parte, l'ansia generalizzata, che ci fanno vivere poi il pericolo ovunque. Ecco, le persone che non escono, nonostante ci sia la possibilità con le dovute cautele, sono tutte persone che stanno mettendo in opera questi comportamenti, diciamo, controproducenti e anche lesivi per loro stessi. E quindi noi, c'è un'altra cosa che io devo però sottolineare: l'essere umano in genere non regge situazioni di allerta e di tensione per troppo tempo. Un tempo l'essere umano era abituato a vivere le situazioni, le reazioni come attacco oppure come fuga. Un tempo erano possibili, oggi non è più possibile questo. E allora che cosa si sviluppano? Si sviluppano tutta una serie di sintomatologie. Io credo che le persone che rimangono dentro casa stiano vivendo delle situazioni anche psicopatologiche, tipo situazioni ipocondriache, preoccupazioni per il loro stato di salute, e poi, da non sottolineare, anche il cosiddetto odio sociale, che significa andare per forza alla ricerca di un colpevole che può essere la Cina, la Russia, gli Stati Uniti, la Germania, e deve essere un nemico che deve essere sempre esterno a noi. Certo, Perché? questa cosa la vediamo molto anche sui social. Quello che le voglio chiedere è, perché insomma siamo in televisione, dobbiamo anche fare sintesi, quello che le voglio chiedere è come vincere la paura e quindi tornare ad uscire in modo più sereno. Ci sono delle buone pratiche che possiamo mettere in atto? Sì, intanto non bisogna perdere la lucidità. Bisogna pensare che comunque con le dovute cautele e con tutti gli accorgimenti che ci sono stati consigliati in modo, direi, quasi ossessivo, oramai li troviamo ovunque, seguendo quindi tutte queste indicazioni sanitarie e mantenendoci attivi e mantenendo anche la nostra concentrazione, possiamo riuscire a superare queste situazioni. È chiaro che quando ci si trova di fronte a patologie, perché esistono anche soggetti patologici che in questa situazione stanno peggio, o soggetti patologici che in questa situazione stanno meglio, e allora c'è un servizio online psicologico, utilizzarlo, perché non si può generalizzare. Ogni persona vive il panico e la paura in un certo modo, come è abituato a viverlo, e quindi avere un contatto diretto con una persona esperta nel settore può aiutare a superare la crisi. Perché con questa situazione noi dovremo conviverci a lungo. Dovremo conviverci a lungo e insomma sarà anche questo occasione per anche cambiare il nostro modo di vedere e approcciarci alle cose, no? Sì, sicuramente... per esempio Rosalba,
preoccuparsi, dico questa cosa, poi preoccuparsi non serve, anzi peggiora la situazione. E noi dobbiamo rispettare le quarantene, lavarci le mani, mettere la mascherina, seguire tutte le indicazioni e poi c'è da dire un'altra cosa, se ho 2 minuti. I media dovrebbero dare delle notizie sagge, moderate e scientifiche, perché l'allarmismo in televisione produce l'effetto contrario. Perché ci dobbiamo Penso solo una lancia, dottoressa, in favore dei media, perché soprattutto le notizie scientifiche, sono notizie che ci arrivano da fonti scientifiche, quindi ed è importante specificare che sono verificate le notizie che noi diamo come media. Le volevo... No, ma io non... lo so. Le volevo chiedere questo perché il tempo purtroppo insomma, non ne abbiamo tantissimo. La bella stagione può aiutarci nel superare tutte le ansie accumulate nel lockdown? Sì, io temo che la bella stagione possa non farci preoccupare, cioè avere un effetto esattamente contrario. Perché il bisogno di stare all'aperto, il bisogno di andare al mare o in montagna potrebbe farci dimenticare quello che abbiamo passato. In particolare noi che stiamo nel sud e che non abbiamo vissuto i drammi, fortunatamente dico, che hanno vissuto in Lombardia, siamo un po' portati a sottovalutare. Io ho visto delle foto. Quindi lei dice non sottovalutiamo, perché devo chiudere, non sottovalutiamo ma la bella stagione ci aiuta. Dottoressa, ci diamo appuntamento per il prossimo mercoledì e affronteremo tanti altri aspetti di questa seconda fase. Grazie per i consigli che ci dà. Vi lasciamo con questo video. Grazie per essere stati con noi. Grazie a Luca Chito in regia. Vi diamo appuntamento a martedì prossimo. Vorrei che finisca presto, vorrei affogare nel gin, mettere tutta me stessa, non servirà a niente ed è sempre così. Quando vorrei solo andare, senza sapere mai dove, quando sarà tutto freddo, non servire il fuoco, non servire il sole. Basti solamente tu, quando parli con gli sguardi non resisto più. Vorrei solo dirti per amarti sempre più. Ogni volta che ti vedo è come un déjà vu, come storia alla TV, come se fosse tutto normale, come se un giorno non fosse banale. Andando in alto dimentichi il mare, forse anche per questo smetti di sognare. Aspetta, dammi l'ultima carezza, prima che la notte parti, un'ultima incertezza e dopo vai dove ti pare. Ma sappi che senza l'amore non si riesce a respirare. quindi per questo ora vengo da te. Non me ne frega se tu mi vorrai, guardarti negli occhi per capire se davvero domani con me ci sarai. Perso nell'immenso, nei tuoi occhi dove penso sia diverso, dove passo le mie ore e mi ci perdo, tanto fuori fa freddo e con te si sta meglio. Cosa pensavi che fossi? Un altro di quelli che prende e va via. Io che vorrei averti solo una vita, una notte non basta per farti poi mia. Che cosa ci resta di ciò che non basta? Soltanto il sapore di chi va di fretta. Usami adesso poi butta la carta, perché già di te sento la dipendenza. Ti prego aspetta, dammi l'ultima carezza, prima che la notte parti, un'ultima incertezza e dopo vai dove ti pare. Ma sappi che senza l'amore non si riesce a respirare. e dopo vai dove ti pare, ma sappi